Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Matteo Messina Denaro ha ammesso di aver ordinato il sequestro di Giuseppe Di Matteo, ma nega di aver deciso la sua uccisione. Il boss ha scaricato la colpa su Giovanni Brusca. È Davide Licata, il dodicenne che ieri sera è morto mentre giocava a pallacanestro nella palestra dell'Istituto Guarino. Sgomento tra la comunità locale. A Catania, in un immobile in zona Cibali, è stata scoperta una bisca clandestina. Indagate 25 persone in stato di libertà e 2 invece arrestate. Ad Agrigento 2 abitazioni sono state gravemente danneggiate a seguito dell'incendio divampato a causa di un possibile malfunzionamento di uno scaldasonno. La mobilità cittadina alla stazione metro Nesima Montepo sarà in funzione nei primi mesi del 2024, lo annuncia il presidente della commissione consiliare urbanistica Manfredi Zammataro. In Sicilia la fortuna al 10 Lotto a Gela, in provincia di Caltanissetta, è stato centrato un 9 oro da 50.000 euro. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.